Anche perché qui, se quello che è successo a Bologna o quello che è successo a Valencia si dovesse verificare qui le responsabilità ci sono e sono chiare. Sergo? Allora, io sul discorso responsabilità metterei da parte, per un semplice motivo, perché se andiamo a vedere la responsabilità di 50 anni amministratori, tutti hanno responsabilità su questo. Sì, ma adesso c'è un progetto, Assessore, non tirate fuori il discorso di responsabilità, perché il laboratorio di tagliamento è del 2012. Voi siete stati in giunta dal 2013 al 2018. Non tirate fuori il discorso della responsabilità, perché non è, diciamo, DPCM è del 2022, il DPCM sì, ma si è concluso il lavoro nel tagliamento è del 2022. 2012. Ora c'è l'attuazione. Il problema qual è? Che voi nel 2014 avete, diciamo, cambiato la destinazione di alcuni fondi, c'erano i famosi 40 milioni di euro che la Presidente Serracchiani ogni volta diceva abbiamo sbloccato i fondi del tagliamento, che erano destinati a determinate opere, tra cui le casse di espansione, tra Pinzano, Dignano, no? Tutto quello che poi è stato osteggiato anche dai territori, anche ovviamente dai sindaci, come abbiamo sentito, e li avete destinati a 3 opere da fare sul basso corso alla Tisana. Era il 2014, siamo nel 2024, di quelle 3 opere è stata fatta una, la deformatura degli argini vicino alla Tisana. Mancano il ponte stradale della Tisana, da rialzare, che è quello che lì avete visto un ponte con i piloni, no, grossi, pulito, c'era un po' di ghiaia, ma non c'erano gli alberi che ci sono alla Tisana. E tutti quanti noi abbiamo visto cosa vuol dire avere un'alluvione che porta giù tutti gli alberi dalla montagna, che blocca un ponte, a volte anche li distrugge e quant'altro. È esattamente queste immagini che stiamo vedendo. Ogni piena quel ponte lì sono 8 anni che è stato già stabilito che quello lì è quello ferroviario, ma c'è anche quello stradale. Ma il ponte stradale deve essere rifatto. Si è partiti con 18 milioni di euro di investimenti, siamo arrivati a 40 milioni. Perché in Italia ogni volta che fai un'opera pubblica non si capisce perché deve triplicare il costo. Ti dicono che è colpa della guerra, ti dicono che è colpa dell'energia. Io voglio chiedere a tutti i telespettatori che magari no, qui non ci telefonano la mattina a sveglia Friuli, se hanno avuto il raddoppio, diciamo il triplo dello stipendio negli ultimi 2 anni. Perché? Faccio solo un esempio. Si parla di traversa di Dignano, benissimo. Dicembre 2023 l'autorità di bacino, come si è detto, cambia le carte in tavola e si dice bisogna fare la traversa a Dignano, non più a Pinzano, benissimo. Soldi stanziati 40 milioni. Aprile 2024 arriva la giunta Fedriga, approva un'opera sulla traversa di Dignano adiacente al ponte, che è quella prevista nel piano di gestione rischio alluvioni, e dice ce ne vogliono 200. Allora, io già mi dovrei fare una domanda, perché si sente sempre dire dobbiamo ascoltare i tecnici, ascoltiamo i tecnici, la politica si estrae, no, dalle decisioni perché le demanda ai tecnici. Allora io vorrei capire quale dei 2 tecnici non capisce niente di ingegneria idraulica, perché o quello che ha detto che ci vogliono 40 milioni o quello che ha detto 200 milioni, una domanda evidentemente dobbiamo porcela. Ma è un esempio di quello che avviene in questo paese. Il nodo di Udine, visto che se ne discute tanto anche di ferrovie, fino al 2020 doveva costare 180 milioni, adesso ce ne vogliono 340 per fare 3 chilometri di binari. E nessuno si pone mai una domanda su queste questioni. E poi chiaramente le opere non si fanno. Perché? Perché non ci sono i soldi per finanziarle. Perché questo è ovviamente un altro dei problemi. Ma se continuano ad aumentare i costi, continuano ad aumentare le consulenze, continuano ad aumentare i costi di progettazione, noi ci troveremo sempre a fare progetti, ma è le opere che servono. Per cui parlare di responsabilità anche lì. Se tra San Michele del Tagliamento e la Tisana ci hanno messo 8 anni per decidere come fare un ponte, no? Poi mi vengono a parlare di responsabilità se succede qualcosa alla Tisana. Abbiamo una variante ferroviaria di RFI, 330 milioni di euro, no? Che dovrebbe cambiare quel ponte che avete visto prima, ferroviario, che è stato rialzato, su cui abbiamo speso già decine di milioni di euro per rialzarlo, almeno il ponte ferroviario, quello stradale è ancora da fare. La variante ferroviaria prevede un ponte di 2 chilometri in alveo, in piena zona pericolosa, dove andremo a mettere almeno 20 piloni come quelli che avete visto a nord della Tisana. Ora, ditemi voi
se chi ha a cuore la sicurezza dei cittadini della Tisana può pensare una cosa del genere. Tant'è che quel ponte lì poi non è mai stato più fatto, neanche quello. Però quanti milioni di euro abbiamo speso per le progettazioni? Quanti milioni di euro abbiamo speso per consulenti, studi e quant'altro? Se quei soldi li avessimo messi per finire almeno i lavori di arginatura nel basso corso, probabilmente un po' di sicurezza in più ai cittadini della Tisana avremmo data. Se gli studi fatti nel 2015 che prevedevano di sistemare il canale Cavrato, che è quello che prende le acque dal tagliamento praticamente alla Tisana e le porta verso la zona di Bibbione, perché lì c'è un'altra discussione in atto, dovevano portare 2200 metri cubi l'ora di acqua prelevata da lì per togliere, diciamo, la pressione della piena alla Tisana. Adesso non se ne parla più e il comune di Bibbione dice no, ma noi più di 1000 non possiamo averne. Perché? Perché evidentemente... Quindi dice si sono sprecati i soldi, in sostanza. Tempo sicuramente, tempo e soldi sicuro, ma anche perché... Evidentemente è anche una questione difficile, no? Cioè adesso... se tu non riesci a decidere, anche perché poi le situazioni climatiche... Dottoressa, scusi, perché grazie per il dottoressa. dobbiamo essere... Nessuno mi aveva ancora chiamata così, prego, faccio valere piacere. il mio titolo, prego. Cioè, dobbiamo essere chiari su queste cose. La grande confusione di lunedì, no? Noi in questo momento abbiamo un piano gestione rischio alluvioni che dice che a Dignano bisogna fare un ponte, anzi una traversa adiacente al ponte esistente. Sì, però invece la è Giunta stato regionale... fatto vedere un altro piano ancora, Perfetto, ovvero un ponte ma unico. Se noi in un anno siamo passati da quello che diceva l'ex assessore Telesca prima, ovvero dovevamo fare la traversa a Pinzano, poi ci hanno detto dobbiamo fare una traversa adiacente al ponte di Dignano, adesso ci dicono dobbiamo fare un ponte a Dignano. Ci sono ovviamente le posizioni anche dei sindaci che hanno votato tutti contrari al discorso di fare un ponte diga a Dignano, che dicono c'è anche una quarta soluzione che è quella di sistemare tutto il corso del fiume e trovare anche il modo, diciamo, alla foce di far andare queste acque, come ho detto, o per il Cavrato, qualcuno dice per la laguna di Marano. Io ho sentito dire che la laguna di Marano non può prendere acqua dolce in caso di piene. Lo fa ogni giorno con 4 fiumi, tutte le idrovore, tutti i depuratori che sversano nella laguna di Marano. Lo fa ogni giorno e ci vengono a dire no, in caso una volta l'anno una volta ogni 100 anni dovesse arrivare alla piena, non si può portare un po' di acqua dolce nella laguna di Marano, come se quando piove l'acqua dolce nella laguna di Marano non arriva. Non se ne uscirà ci in vuole tempi brevi. chiarezza.